Ecco. Buonasera a voi tutti, possiamo quindi iniziare. Sono Vanni Mengotto della divisione Analisi e Ricerca Economica Territoriale della sede di Venezia della Banca d'Italia e ho il compito questa sera di coordinare questa conversazione che cercherà un po' di fare il punto sulla recente dinamica del credito alle imprese venete. Proprio giovedì scorso Unioncamere ha fornito l'esito della loro indagine sulla congiuntura reale nelle imprese e discuteremo anche della nuova definizione di default, delle possibili conseguenze della sua introduzione e delle iniziative poste in essere dalla Banca d'Italia in questo ambito. Siamo ospiti del presidente di Unioncamere del Veneto, Mario Pozza, che ringrazio per la sua cortese disponibilità e che aprirà il seminario. A seguire i saluti del direttore della sede di Venezia della Banca d'Italia, Emanuele Alagna. Sono previsti poi gli interventi di Mariano Graziano, collega della divisione Analisi e Ricerca Economica Territoriale, qui di Venezia, di Michele Tribuzio, responsabile della divisione Vigilanza della sede di Venezia, e Massimo Argirò del Dipartimento Tutela della Clientela ed Educazione Finanziaria di Roma. Prevediamo, come da programma, di terminare intorno alle 17:30. Tutti i partecipanti, se lo desiderano ovviamente, potranno formulare delle domande via chat. Sarà mio compito indirizzarle al termine degli interventi ai diversi relatori. Passo ora la parola al presidente Mario Pozza. Grazie dottor Mengotto, buon pomeriggio a tutti, un particolare saluto al dottor Alagna e ringrazio ovviamente tutto lo staff di Banca d'Italia per questo importante appuntamento di oggi pomeriggio. Il presidente Draghi nel suo intervento alla Camera nei giorni scorsi ha detto bisogna salvare a tutti i costi i posti di occupazione, i posti di lavoro, però non è detto che bisogna salvare a tutti i costi le imprese, perché ci sono delle imprese ovviamente che hanno l'opportunità di continuare ad essere protagonista dell'economia, ma ci sono delle imprese che indubbiamente non le hanno e quindi non possono continuare a produrre perché non sono più competitive o perché hanno perso il tratto, eccetera. E uno dei problemi che porta anche a questo ovviamente è la difficoltà di accesso al credito in un sistema di piccole imprese, di medie imprese, poco patrimonializzate, con regole europee molto più stringenti e molto più severe, tarate più su una tipologia di grandi imprese. L'Italia ha una sua specificità proprio che la rende un po' la Cenerentola nel dibattito, nel senso come forza per portare avanti più le nostre idee, la nostra voglia di sostegno per i piccoli. E l'appuntamento di oggi lo ritengo molto importante e ringrazio proprio Banca d'Italia per questo suo impegno e per questo suo parterre di relatori che sono importanti e che anche la partecipazione che abbiamo insomma ne vede che l'argomento interessa molto. Perché? Perché ovviamente, come dicevo prima, dal 1° gennaio sono entrate in vigore delle regole europee molto più ferree ed è bene anche fare chiarezza, quindi oggi pomeriggio avremo modo anche di capire. Il Veneto poi soffre purtroppo una storia bancaria non felice, molto brutta, ancora oggi ne vediamo quotidianamente nei giornali strascici per far chiarezza su chi ha fatto cosa e come l'ha fatto, se l'ha fatto bene o male. Veneto Banca, Popolare di Vicenza e poi potremo continuare con qualche BCC, non sono certi edificanti come istituti bancari che hanno lasciato nel territorio un segno, direi, molto, una ferita che è ancora è aperta e ancora io dico insomma quotidianamente incontro degli imprenditori che hanno investito parecchi soldini in azioni o altro. Poi ci sarebbe un argomento da parte da dire, qualcuno in qualche momento pensava di fare più soldini con le azioni che badare all'impresa che investire all'impresa, e anche questo è un motivo di discussione e di far capire ai nostri imprenditori che bisogna credere nelle nostre imprese, che bisogna credere nella nostra realtà più che sui guadagni facili e così. E quindi insomma veniamo da una criticità che indubbiamente vede ormai
le potere decisionali fuori dal Veneto, ma il Veneto ha un'economia molto importante, siamo la seconda economia del paese, ce la giochiamo con l'Emilia Romagna, una volta sono avanti loro, una volta poi indietro noi, però è difficile mantenere questa competitività con questa crisi che il Covid ha portato, mercati difficili, c'è un recupero del mercato interno come l'abbiamo detto nei giorni scorsi, però non basta per affrontare questa sfida. La sfida deve essere affrontata con coscienza e soprattutto con le istituzioni che siano a fianco, e credo che il messaggio che noi diamo oggi, Banca d'Italia, la Camera di Commercio, che sono il braccio operativo del Ministero delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo Economico, sono due istituzioni che hanno un compito difficile in questo momento, e quello che oggi noi vogliamo trasmettere, come dicevo, è un segnale certamente di continua collaborazione fattiva come abbiamo sempre avuto con Banca d'Italia, ma soprattutto che le istituzioni siano vicino alle nostre imprese, per dare indicazioni, per dare messaggi che poi ovviamente l'imprenditore deve metterli a frutto. E quindi credo che il percorso che stiamo affrontando assieme alle associazioni di categoria sia un percorso, direi, tra virgolette, educativo. Noi abbiamo bisogno di conoscere quando firmiamo una cartina in banca, quando andiamo all'interno dei nostri istituti di credito. E questo è direi un primo passaggio, magari alla fine, dottor Alagna, magari si potrebbe pensare a più momenti con più tematiche, con il tempo ovviamente, perché questo è un nostro compito, e questo credo che le imprese debbano sentire vicino proprio chi come voi, che siete ente terzo, così mi lasci passare questo termine, rispetto al mondo bancario, e noi come Camere di Commercio ente terzo rispetto alle associazioni di categoria o quant'altro. Tutti quanti noi abbiamo degli interessi che l'economia vada bene e che le vostre banche, tra virgolette, vadano e siano corrette e siano di supporto effettivo per la nostra economia. Chiudo qui il mio intervento e quindi do la parola al dottor Mengotto, e grazie ancora, e dopo eventualmente siamo qui per eventuali domande o altro. Grazie. Grazie a lei Presidente. Passo la parola al direttore della sede di Venezia, dottor Emanuele Alagna. Prego. Bene, buonasera a voi tutti. Sono io che ringrazio lei, Presidente, per l'iniziativa, per la spinta che lei ha messo a questa iniziativa, per lo stimolo al quale non ci sottraiamo. Nel nostro piccolo rispondiamo presenti, insomma, Banca d'Italia, quando viene chiamata anche a ben altri livelli, insomma, è solita mettersi a disposizione. Quindi anche la sede di Venezia si mette a disposizione per un'iniziativa assolutamente da sviluppare. È un'opportunità per la Banca d'Italia di fornire in questo caso direttamente al mondo delle imprese venete informazioni da una parte sulla dinamica recente del credito e dall'altra sulle possibili conseguenze dell'introduzione di questa nuova definizione di default, a cui pure lei ha accennato, Presidente. Concordo con lei, questa iniziativa testimonia il consolidarsi io direi, posso parlare di consolidarsi perché c'è già una bella tradizione della collaborazione tra Union Camere del Veneto e la sede regionale della Banca d'Italia su aspetti appunto di interesse e di attualità. Purtroppo ancora oggi inevitabilmente focalizzati sugli effetti economici della crisi pandemica, chiaramente. Per fronteggiare questa crisi, come sappiamo, sono state messe in campo misure eccezionali di sostegno al reddito delle famiglie e alla liquidità delle imprese, attraverso moratorie e garanzie pubbliche sui prestiti, che hanno contribuito fino ad oggi a contenere i rischi di insolvenza. Il rapporto infatti fra i nuovi crediti deteriorati, gli NPL, e quindi crediti scaduti, inadempienze probabili, sofferenze, e il totale dei prestiti è rimasto infatti, come potremo ascoltare meglio dagli interventi che seguiranno, su valori storicamente molto contenuti. A questo ha contribuito anche il miglioramento della condizione finanziaria delle imprese che si era registrato negli ultimi anni. L'attuale crisi, tuttavia, non possiamo nascondercelo, ha colpito fortemente in modo asimmetrico i settori dell'economia.
In misura minore possiamo dire il manifatturiero, con alcune eccezioni come il comparto moda. Molto severamente il settore dei servizi e in particolare il comparto del turismo, la ristorazione, il commercio al dettaglio non alimentare. Dobbiamo quindi purtroppo aspettarci che gli NPL siano destinati ad aumentare, alimentati dalle imprese più fragili, specie in questi settori. Anche le banche affrontano l'attuale crisi da una posizione più solida rispetto al passato. Nel complesso, infatti, nel sistema bancario il rapporto tra capitale di migliore qualità e attivi ponderati per il rischio è più che raddoppiato rispetto al 2007, cioè alla vigilia della crisi subprime e debiti sovrani. E anche lo stock in assoluto degli NPL in questo momento si era notevolmente ridotto. Rimane tuttavia la necessità che le banche classifichino correttamente i prestiti e riconoscano prontamente le perdite su crediti, che, ricordo, si originano dalle crisi economiche e dalle difficoltà dei debitori più che dalle regole. E qui ovviamente entriamo, il seminario entrerà in quella che è appunto la nuova definizione di default. Vedremo meglio negli interventi che seguiranno in che cosa consiste questa nuova definizione e il dibattito tra le autorità europee e nazionali che ha generato. Quel che dobbiamo tenere a mente è che si tratta di criteri che devono adottare le banche per classificare a default l'esposizione ai fini prudenziali, ai fini delle segnalazioni di vigilanza, ovvero le segnalazioni che servono per il calcolo dei requisiti prudenziali delle banche, requisiti patrimoniali. Le nuove regole, lo voglio dire sin da adesso, non comportano invece modifiche sostanziali nelle segnalazioni alla centrale dei rischi o sulle classificazioni a sofferenza. Bene, il seminario di oggi si inquadra tra le iniziative che la Banca d'Italia ha messo in campo per chiarire l'effettiva portata della nuova disciplina. Le informazioni che trovate pubblicate sul nostro sito web e le comunicazioni che abbiamo rivolto al sistema bancario per sensibilizzare la clientela ci è sembrato opportuno siano integrate da iniziative come questa, rivolta direttamente alle imprese, e resa possibile in effetti grazie alla proattività, all'iniziativa del presidente di Union Camere del Veneto, che ancora ringrazio. Termino ringraziando i colleghi Tribuzio, Argirò e Graziano per il lavoro che hanno fatto, per la disponibilità e per l'impegno che hanno messo nel preparare questo seminario. Auguro a tutti buon lavoro, rimango in ascolto e a disposizione ovviamente. Ripasso la parola al dottor Vanni Mengotto. Grazie direttore, possiamo quindi cominciare con questo seminario, con questa conversazione. Do quindi la parola a Mariano Graziano della divisione Analisi e Ricerca Economica Territoriale della sede di Venezia. Prego. Salve a tutti, allora buonasera. Sì, io sostanzialmente vorrei fornirvi un quadro sull'andamento del credito alle imprese durante la crisi pandemica, per fornire poi una base su cui i colleghi poi potranno, diciamo, concentrarsi maggiormente sugli aspetti specifici della nuova definizione di default. Condivido con voi alcune informazioni, alcune slide. Ok. Allora, prima di parlare del credito, volevo un attimo, diciamo, fissare alcuni punti sugli effetti di questa crisi in maniera molto veloce. Qua in questa slide vi ho riportato 2 indicatori sull'andamento dell'economia veneta nell'ultimo anno. A sinistra vedete l'indicatore ITER stimato dalla Banca d'Italia, entrambi sono indicatori stimati dalla Banca d'Italia, che ci riporta l'andamento del PIL del Veneto nei primi 2 semestri del 2020. Vedete qua la serie, ecco qua. Nei primi 2 semestri del 2020 abbiamo avuto un calo del PIL che si può definire eccezionale rispetto ai precedenti, quindi rispetto ai rispettivi trimestri dell'anno precedente abbiamo avuto un calo che è stato del 6% nel primo trimestre e addirittura del 17% nel secondo trimestre. Passando all'indicatore Venis, che consente di avere dei dati più aggiornati grazie, diciamo, a un trattamento degli ultimi dati congiunturali per stimare la dinamica di fondo dell'economia, vediamo come nel terzo trimestre del 2020 c'è stata un rimbalzo, una ripresa dell'economia abbastanza robusta, ma che è stata parziale rispetto al calo dei primi 2 semestri.
Che cosa è successo successivamente? Dopo l'estate c'è stata la seconda ondata pandemica che abbiamo visto dai dati nazionali sul PIL nazionale ha determinato un nuovo calo del PIL, ma allo stesso tempo dai dati di Unioncamere abbiamo visto come le imprese manifatturiere venete anche nel quarto trimestre 2020 hanno dimostrato come sistema produttivo un'elevata resilienza, quindi capacità di resistere a questa crisi. Quindi questo è il quadro generale che si può riassumere in un 2020 che comunque ha visto un calo dell'attività economica eccezionale nel confronto storico con gli anni precedenti. Qua in questa slide vediamo come questo si è riflesso direttamente sulla redditività delle imprese. Qui riporto i dati di un sondaggio che effettuiamo in autunno presso un campione di imprese venete e vediamo come la quota di quelle che pensava allo scorso autunno di chiudere in utile o in pareggio il bilancio 2020 era intorno al 57%, un valore che è molto più contenuto rispetto a quello del 2019, era l'83%, ma è molto più basso anche rispetto agli anni, per esempio, della crisi del debito sovrano. Quindi, nonostante diciamo, la ripresa dei mesi estivi, comunque è stata diciamo, un'annata che si chiude con un calo dell'attività economica rilevante. Come le imprese hanno fatto fronte dal punto di vista di liquidità a questo calo della redditività e dell'attività economica lo vediamo un po' nell'andamento del credito. Dopo anni di andamento stagnante o addirittura in calo dei crediti alle imprese venete, vediamo come nel 2020, a partire dalla primavera, proprio quindi in corrispondenza con l'avvio delle misure governative di sostegno alla liquidità delle imprese, il credito alle imprese ha cominciato a accelerare. A fine anno, quindi a fine 2020, su 12 mesi, il credito alle imprese venete è cresciuto dell'8% circa. E come vedete è un andamento simile a quello rilevato per le imprese a livello nazionale, che è dato dalla linea rossa tratteggiata. Quindi una ripresa forte dei prestiti collegata alle misure governative messe in campo per la liquidità delle imprese, quindi parliamo di garanzie dello Stato e anche di moratorie sul debito in essere. Questa ripresa è stata più forte per le imprese medio-grandi, quindi come vedete dalla linea arancione, è stata più contenuta per le imprese piccole che però a fine anno avevano comunque una crescita dei prestiti superiore al 3% e tornavano a crescere dopo 8 anni di calo ininterrotto. Qui forse è il caso anche di qualificare imprese grandi e imprese piccole, perché quando parliamo di imprese medio-grandi non parliamo di giganti del sistema produttivo. Tanto per dire, anche le SRL stanno tra le imprese medio-grandi, perché questa linea comprende solo le società di persone con meno di 20 addetti o le imprese individuali. Quindi qua diciamo fissiamo una differenza abbastanza forte anche rispetto alla precedente crisi, no? Questa crisi sappiamo che si differenzia per molti aspetti dalle precedenti, si differenzia anche per diciamo, il comportamento dell'andamento del mercato del credito, cioè negli anni della crisi del debito sovrano avevamo visto una contrazione, si parlava in quel periodo di credit crunch, mentre in quest'anno abbiamo visto che c'è una forte ripresa a sostegno della liquidità delle imprese. Forte ripresa che, come vi dicevo, è stata guidata molto dalla possibilità di accedere alle garanzie pubbliche. Una delle misure più rilevanti attuate in questo periodo è stata quella delle garanzie rilasciate dal Fondo di Garanzia per le PMI. In questa slide vi presento l'andamento del numero di garanzie e dell'ammontare dei finanziamenti garantiti che hanno una garanzia del fondo per le imprese venete. Tenete presente che da quando diciamo, è entrata in vigore il Cura Italia, quindi dalla prima delibera del Fondo di Garanzia del 25 marzo 2020 a fine gennaio 2021, il numero di garanzie rilasciate dal Fondo a Imprese Venete sono circa 156.000, lo vedete a questo dato cumulato. Siamo circa il 9% delle garanzie rilasciate a livello nazionale.
in termini di ammontare siamo sui 15 miliardi, oltre l'11% delle garanzie, dei finanziamenti garantiti a livello nazionale dal fondo durante questo periodo. In termini numerici, la parte del leone la fanno le garanzie, le famose garanzie del 100% ex lettera M del DL liquidità, cioè quelle garanzie entro i 25.000 e poi 30.000 euro rilasciate e garantite al 100% dal fondo. E vedete qua che sono state numerose soprattutto nella prima parte della crisi. Quindi da maggio a luglio c'è stato il più grande, diciamo, il rilascio delle garanzie è stato molto sostenuto, ma anche nei mesi successivi a fine gennaio è stato abbastanza rilevante. In termini di ammontare, le garanzie rilasciate entro 25 e 30.000 euro rappresentano una quota molto più bassa, circa un sesto dei finanziamenti garantiti rientrano in questa categoria. Questa crescita che vedete nei mesi da novembre a gennaio del numero di garanzie rilasciate è una crescita tecnica perché riguarda le garanzie richieste dalle banche sui prestiti su cui hanno concesso delle moratorie, quindi non riguardano il rilascio di nuovi finanziamenti garantiti. Quindi diciamo, questi 15 miliardi di finanziamenti garantiti sono stati certamente il motore della crescita del credito in questi mesi. L'altro motore rilevante è stato il ricorso alle moratorie, che è stato forte soprattutto nei primi mesi della crisi e che ha consentito alle imprese di rinviare le scadenze, diciamo, sul debito in essere. Siamo, da una rilevazione che abbiamo fatto noi presso le banche, saremmo vicini a un terzo dei finanziamenti alle imprese su cui è stata chiesta nell'ambito del periodo dall'inizio della crisi è stata chiesta una moratoria. Quali sono stati gli effetti di questi interventi, diciamo, a favore del credito e della liquidità alle imprese? Qui vi porto dei risultati di un approfondimento che hanno fatto i colleghi di Roma, i colleghi del Servizio Stabilità Finanziaria, che riguarda però è a carattere nazionale. E cerca di capire quale sarebbe stato il fabbisogno delle imprese nazionali, quindi di tutte le imprese italiane, alla fine del 2020 e come questo è stato coperto dalle varie misure messe in atto. Allora, innanzitutto il fabbisogno lordo che è dato da questo istogramma a sinistra del grafico di sinistra, previsto alla fine dell'anno in base agli ultimi bilanci disponibili delle imprese e all'andamento macroeconomico previsto, sarebbe stato di 48 miliardi. Quindi un fabbisogno di liquidità di 48 miliardi delle imprese che non è tutto determinato dalla crisi Covid, perché anche in assenza della crisi delle imprese si sarebbero trovate con necessità di coprire un fabbisogno di liquidità, ma che comunque è stato incrementato dalla crisi Covid. Vediamo invece qual è stata, diciamo, la copertura da parte dei vari interventi. Allora, innanzitutto le misure governative che sono state introdotte. Parliamo della CIG, parliamo del rinvio delle scadenze fiscali, parliamo di tutti questi interventi, contributi a fondo perduto. Quindi questi interventi hanno già consentito di ridurre il fabbisogno di liquidità previsto per queste 142.000 imprese che si sarebbero trovate in deficit di circa un terzo, di circa 15 miliardi, quindi è rappresentato da questo istogramma. Poi entra in campo, diciamo, l'aspetto creditizio, cioè la possibilità di usare le linee di credito già in essere, possibilità che avevano le imprese in deficit di liquidità, e poi la possibilità di ulteriori prestiti garantiti. Qui è stato stimato, diciamo, quanto avrebbero potuto chiedere le imprese che ne avevano diritto di prestiti garantiti. E quindi questo qua riduce queste due misure insieme, che sono rappresentati da questi due istogrammi centrali, scusate, riducono di un altro terzo. Quindi alla fine il fabbisogno residuo previsto era, partendo da quei 48 miliardi, sarebbe 17 miliardi circa, quindi circa un terzo, e riguarderebbe circa 32.000 imprese, mentre eravamo partiti da circa 140.000 imprese. Quindi da questo possiamo vedere che effettivamente gli interventi sono riusciti a attenuare, diciamo, il rischio di liquidità presente nel sistema produttivo.
Questo non significa che non rimangono dei rischi, soprattutto perché il fabbisogno residuo, questo che vedete che vi indico in questo istogramma, se andiamo a vedere quale impresa interessa, coinvolge molto di più le imprese ad alto rischio, lo vedete dall'istogramma di destra, soprattutto le PMI ad alto rischio. Queste imprese hanno naturalmente più difficoltà ad accedere alla liquidità, tanto più che alcune di queste potrebbero anche avere normativamente dei vincoli che gli impediscono di accedere alle misure del governo. Quindi in generale un'attenuazione molto forte fa bisogno di liquidità delle imprese, però un rischio residuale che rimane proprio sulle imprese a maggior rischio e maggiormente coinvolte dalla crisi. Per chi vuole approfondire maggiormente questi temi, vi ho indicato qua in basso le due pubblicazioni della Banca d'Italia in cui potete leggere per esteso questo approfondimento. Altri due aspetti che volevo richiamare sulla aspetti finanziari del credito alle imprese in questo periodo è uno, richiamo quello che ha detto il direttore Alagna, cioè nel grafico di sinistra voi vedete il tasso di deterioramento del credito alle imprese. Che cos'è il tasso di deterioramento del credito alle imprese? Fatte 100 i crediti che rimborsavano normalmente i crediti e non avevano difficoltà, la quota di questi finanziamenti che non sono più in un dato periodo in grado di rimborsare quel prestito. Vedete come questo tasso è rimasto molto contenuto. Qua c'è un grafico che vi riporta gli ultimi 10 anni del tasso di deterioramento e vedete come questo tasso di deterioramento è molto contenuto ed è, diciamo, abbastanza palese il confronto con quello che è successo nel 2013-2014. Però questo non significa naturalmente che in prospettiva non ci siano rischi, come diceva il direttore, di incremento di questo tasso di deterioramento quando a poco verranno dismesse le misure che sono state introdotte, qualora la ripresa dell'economia non fosse rapida come tutti ci auguriamo, naturalmente verrebbero ad emergere situazioni di difficoltà nel rimborso del credito. Ci sono state delle stime che sono state fatte in questi mesi dai colleghi basandosi sui sistemi di rating della Banca d'Italia sulle imprese, da cui, diciamo, al momento emergerebbe che il tasso di deterioramento, le probabilità di insolvenza delle imprese sono destinate a aumentare nei prossimi mesi, ma rimarrebbero ben al di sotto di quelle registrate nel periodo 2013-2014. Naturalmente queste previsioni devono confrontarsi con l'elevato grado di incertezza che abbiamo in questo momento sulle prospettive economiche. E proprio parlando di incertezza sulle prospettive economiche, a destra di nel grafico di destra vi ho riportato l'andamento dei depositi bancari delle imprese venete, i tassi di variazione dei depositi bancari delle imprese venete. Come potete vedere, nel corso del 2020 le imprese hanno scelto di tenere una liquidità sempre più elevata attraverso i depositi bancari. Nel 2020 i depositi bancari delle imprese venete sono aumentati del 28%. Alla fine dell'anno lo stock di liquidità depositata presso le banche ammontava a 47 miliardi. È un importo che non è stato mai raggiunto prima. Questo accumulo di liquidità deriva, diciamo, da scelte delle imprese che sono un po' collegate da una parte all'esigenza di accumulare liquidità per fare fronte a eventuali rischi dei prossimi mesi. Quindi l'incertezza è ancora elevata e quindi le imprese hanno deciso di mantenere una elevata liquidità a livello precauzionale. Dall'altro deriva anche magari dal rinvio di piani di investimento determinato sempre dall'incertezza. Quindi questi sono i due temi, diciamo, che hanno guidato questa crescita dei depositi bancari che vediamo in maniera meno forte anche per esempio nelle famiglie. Questa forte, abbondante liquidità naturalmente non è equidistribuita tra tutte le imprese, quindi è chiaro che mentre vediamo in termini aggregati un'elevata liquidità del sistema produttivo, avremo delle imprese che sono o più fragili o in settori particolarmente colpiti dalla crisi che potranno comunque subire uno stress finanziario severo in questi mesi.
L'altro aspetto un po' più di prospettiva su questo accumulo di liquidità è che questo può essere letto un po' in due modi. Da una parte è un aspetto rassicurante perché ci dice, diciamo, è un aspetto di solidità finanziaria del sistema ed è anche in qualche modo un serbatoio a cui le imprese potranno attingere nel momento in cui ripartirà l'economia e, come ci auguriamo, ripartiranno gli investimenti. Dall'altra parte, fin quando la liquidità continuerà a crescere, questo è anche un segnale che le imprese percepiscono una forte incertezza sulle prospettive, incertezza determinata dal prolungarsi di questa crisi pandemica. Quindi, riassumendo brevissimamente i punti principali che vorrei un po' lasciare dalla mia presentazione, il primo naturalmente è che la crisi è stata di eccezionale gravità e quindi gli effetti economici sono stati di eccezionale gravità. Che le misure finora adottate hanno sicuramente attenuato l'effetto finanziario della pandemia sulle imprese. Lo vediamo dagli approfondimenti sulla liquidità che vi ho fatto vedere, lo vediamo dal tasso di deterioramento. Però in prospettiva sicuramente si presentano per il futuro ulteriori elementi di sfida, perché sicuramente questo aumento del credito determina un aumento dell'indebitamento e poi si dovrà fare fronte all'inevitabile rimozione delle misure di sostegno che prima o poi ci sarà. Io ho finito la mia presentazione, restituisco la parola a Vanni Mengotto. Grazie Mariano Graziano. Dopo aver fatto il punto sulla recente dinamica del credito alle imprese venete e sulla situazione anche attuale della qualità del credito e sui possibili rischi futuri, entriamo ora nella seconda parte del seminario. Michele Tribuzio, responsabile della divisione vigilanza della sede di Venezia, ci parlerà della nuova definizione di default e delle possibili conseguenze della sua introduzione. Passo a lui la parola. Grazie e buonasera a tutti. Anche io prendo il testo che ho preparato per la presentazione e spero che riusciate a vedere correttamente il testo della... Va bene. Parlando della nuova definizione di default, cercherò di dare un quadro d'insieme della definizione stessa, in modo che si possa condividere il perimetro della nostra osservazione. Cercherò poi di svolgere con voi una breve cronistoria del percorso che è arrivato all'adozione della nuova definizione e al momento in cui la nuova definizione è entrata in vigore, in concomitanza con un contesto di recente modificatosi per effetto della pandemia. Esamineremo poi alcuni elementi sulle caratteristiche, sulla struttura della nuova definizione di default, cosa la caratterizza, come si compone e raccogliendo poi uno stimolo che ci è arrivato e anche le indicazioni che ci sono arrivate, che ha anticipato il nostro direttore, un po' un parallelo tra la definizione di default così come viene recepita in ambito prudenziale e le segnalazioni nella centrale dei rischi. Quali possono essere le refluenze, gli impatti di questa nuova definizione sul sistema di segnalazione centralizzato dei rischi. Scusa Michele, ti pregherei di evitare la duplicazione della slide per cortesia, grazie. La duplicazione. Perfetto, grazie. Grazie. Allora, un quadro d'insieme della nuova definizione. Cosa intendiamo, secondo le regole che adesso sono entrate in vigore, per una posizione, un credito deteriorato, un credito in default? La fonte della definizione è data da questo regolamento che viene citato, il regolamento dell'Unione Europea, il numero 575 del 2013,
che disciplina i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, e lo disciplina l'articolo 178 e individua due caratteristiche della nozione di default: una condizione soggettiva che si verifica quando la banca o l'intermediario tenuto all'applicazione di questo regolamento giudica improbabile che il debitore adempia spontaneamente, cioè senza che vengano escusse le garanzie che assistono il credito concesso, e integralmente, quindi che non si verifichino delle perdite rispetto al credito concesso alle proprie obbligazioni, ovvero una condizione oggettiva che si innesta proprio sulla nozione di scaduto. La presenza di uno scaduto relativo a un'obbligazione rilevante, e poi andremo anche a individuare questo concetto di obbligazione rilevante, superiore a un termine di 90 giorni, e il termine più frequentemente di maggiore ricorrenza, sono previsti poi delle ipotesi in cui il termine può arrivare a 180 giorni, ebbene la condizione soggettiva o oggettiva, congiuntamente o separatamente, portano a integrare questa condizione, la condizione di credito deteriorato. Di rilievo è il fatto della notazione della fonte di questa definizione, cioè la presenza e l'essere stata essa posta in un regolamento comunitario, e la natura prudenziale della stessa. Queste due notazioni sono basilari per coglierne la portata e per coglierne l'ambito di applicazione. Partendo proprio dall'ambito di applicazione, la fonte costituita da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio rendono la definizione stessa vincolante e uniforme in tutta Europa. Per tutti gli Stati dell'Unione Europea trova applicazione la medesima definizione. La natura prudenziale ci porta poi a coglierne la finalità, la portata. Questa definizione è collegata rispetto a quell'insieme di regole che banche e intermediari devono seguire, alle quali devono conformarsi quanto ai propri coefficienti di capitale o indicatori di bilancio, al fine di diminuire rischi e costi della loro insolvenza. Questa normativa, pertanto, uniforme per tutta Europa, riguarda i coefficienti prudenziali che le banche e gli intermediari finanziari devono rispettare ai fini di assicurare la sana e prudente gestione degli stessi. La definizione, come abbiamo visto dalle date del regolamento, è una definizione che è maturata precedentemente alla sua entrata in vigore. Dal momento della adozione della disposizione ad oggi erano necessari dei passaggi intermedi per renderla applicabile e per assicurare a livello di procedure e di sistemi che gli intermediari si potessero ad essa adeguare. Richiamo due momenti di questo percorso, che sono l'individuazione di linee guida per l'applicazione della nuova definizione e di norme tecniche per la fissazione delle soglie di rilevanza. Individuazione delle linee guida che è stata demandata a un'autorità specializzata a livello europeo, l'autorità bancaria europea, che vi ha provveduto con gli orientamenti che vengono citati e poi emanati a gennaio del 2017. E poi la determinazione con un ulteriore atto normativo vincolante per tutta l'Unione, ossia con un regolamento delegato, di norme che fissassero, quindi rendessero cogenti per tutti le soglie di rilevanza, affinché un'obbligazione in arretrato, uno scaduto, potesse essere rilevante ai fini della nozione oggettiva di default. Ebbene, il complesso dell'integrazione, il percorso di entrata in vigore dell'efficacia di queste norme ha fatto sì che le banche, gli intermediari finanziari, siano stati chiamati a rispettare, ad applicare queste regole dal primo gennaio di quest'anno. Alcune banche, tuttavia, avevano già iniziato precedentemente ad applicare le regole, e questa applicazione anticipata delle regole da parte di 4 grandi banche italiane ci ha dato la possibilità di fare una stima dell'impatto della nuova definizione di default. Ebbene, dalla seconda metà del 2019 la nuova definizione è stata applicata
e sono stati osservati impatti nel complesso moderati dall'applicazione della stessa. La consistenza dei crediti deteriorati è aumentata per questo gruppo di banche, ripeto, poi rappresentativo dell'intermediazione bancaria a livello nazionale, sono aumentati del 2% in media. L'incidenza delle posizioni deteriorate, qualificate secondo la nuova definizione, è aumentata dal 7,63 al 7,78 della consistenza degli impieghi vivi. E anche l'aumento delle rettifiche di valore riconducibile a su crediti riconducibili a questa nuova definizione di default è stato inferiore al punto percentuale. Va detto che l'aumento si è concentrato prevalentemente poi sulla nozione oggettiva. Veniamo adesso a cogliere gli aspetti di struttura della definizione. Due le nozioni, una nozione soggettiva e una nozione oggettiva. Per quanto riguarda la condizione soggettiva di default, così come l'abbiamo prima richiamata, questa condizione è per larga parte, si colloca per larga parte nel solco delle regole previgenti. Richiamo a beneficio di tutti il concetto di sofferenza o di inadempienza probabile. Sono concetti che si focalizzano sulla incapacità del debitore di far fronte al pagamento della propria esposizione, del credito che è stato del credito che è stato al debitore stesso concesso, e con alcune specificazioni, la nozione, soprattutto con l'individuazione di alcune figure sintomatiche, questa nozione soggettiva passa dalle vecchie regole vigenti a livello nazionale alla nuova definizione uniforme. L'elemento di novità l'abbiamo invece sulla condizione oggettiva del default, ossia sullo scaduto. Per questa condizione oggettiva di default vengono individuate dal normatore uniforme, dal normatore europeo, due presupposti. Una soglia di rilevanza assoluta, fissata in 100 euro per le esposizioni al dettaglio e in 500 euro per le disposizioni diverse, e una soglia relativa, ossia lo scaduto per essere rilevante ai fini della condizione di default deve essere pari all'1% dell'esposizione complessiva verso la controparte, ovvero, e questa è una specificità che ha avuto applicazione in Italia per gli intermediari finanziari non facenti parte di gruppi bancari, fino al 31 dicembre di questo anno, mantenuta al 5%, ossia per gli intermediari non facenti parte di gruppi bancari fino al 31 dicembre del 2021 la soglia di rilevanza relativa sarà fissata, continuerà a essere fissata al 5%. È necessario quindi che queste due condizioni vengano entrambe superate, vengano entrambe integrate. Altro aspetto di rilievo è come effettuare il conteggio dei giorni in arretrato per determinare l'entità dello scoperto. Su questo aspetto si sono profusi sia gli orientamenti emanati dall'Autorità Bancaria Europea, sia delle indicazioni dettate con specifico riferimento al mercato italiano da parte della Banca d'Italia, che sono state rese disponibili queste comunicazioni al mercato e al pubblico. Alcuni aspetti chiave riguardo al conteggio dei giorni, senza pretesa di esaustività. Il termine di conteggio inizia a decorrere dal momento in cui il debitore supera il limite di fido concesso, ovvero da quando gli è stato notificato un limite inferiore rispetto al saldo negativo in essere, e ancora da quando questi abbia iniziato ad utilizzare il credito senza autorizzazione, quindi senza fido, con specifiche operatività per le carte di credito, dalla data di addebito del pagamento minimo, per la cessione di crediti commerciali, tra questi anche i crediti nei confronti della pubblica amministrazione, dal giorno di scadenza dei pagamenti che sono stati ceduti.
elemento di novità e di caratteristico della nuova definizione è poi questo principio che è richiamato al termine della pagina, che non è consentita la compensazione degli importi scaduti con disponibilità presenti su altre linee di credito che siano state concesse al medesimo debitore e che siano state utilizzate, non siano state utilizzate o siano state utilizzate solo parzialmente. Si tratta di una novità posta dalla normativa europea, ma in vero la buona prassi bancaria individuava nel raffronto tra l'utilizzato e il margine disponibile sulla stessa linea di credito un criterio prudente per valutare la possibilità di ulteriore utilizzo del credito concesso. Cioè a dire, la compensazione era fenomeno che non trovava poi un'applicazione così diffusa nelle buone prassi. L'applicazione può avvenire e qui è in dipendenza delle scelte gestionali e strategiche che vengono effettuate dalle banche, o avendo come riferimento il complesso delle esposizioni di uno stesso debitore, quindi l'approccio per debitore, ovvero per le sole esposizioni al dettaglio, può essere considerata la singola esposizione, la singola situazione, transazione da cui origina l'esposizione stessa. Avendo come riferimento l'approccio per debitore, dobbiamo considerare che l'appostazione a default di una posizione riferita a un debitore determina, nel caso di obbligazioni congiunte rilevanti, l'estensione della condizione di default a tutti i cointestatari. È importante la sottolineatura obbligazioni congiunte rilevanti, perché è necessario che nel cointestatario della posizione che quello scaduto anche per lui superi le soglie di rilevanza. E quindi è possibile che, non essendo integrata la soglia di rilevanza per uno dei debitori, la condizione di default non si estenda all'altro. Per ciascuno andrà fatto il passaggio di inquadramento della situazione rispetto alla normativa stessa. L'applicazione a livello di singola linea di credito non determinerà in automatico la riclassificazione di tutta la posizione quale default. Tuttavia gli intermediari avranno facoltà e dovere di effettuare una valutazione complessiva della posizione del singolo debitore al fine di verificare, sempre secondo criteri di sana e prudente gestione bancaria, se non vi siano le condizioni per un inadempimento probabile e quindi per una nozione soggettiva di default. Le linee guida e gli orientamenti applicativi si sono anche soffermati su alcuni aspetti specifici, quali quelli della cessione del credito collegata a un incremento significativo della rischiosità del debitore stesso. In questo caso, sempre con l'obiettivo di fissare degli soglie certe e uniformi per tutto il mercato bancario europeo, per tutto il sistema bancario europeo, si è stabilito una soglia fissata nel 5%, oltre la quale una perdita economica registrata dall'intermediario a seguito di una cessione di una posizione creditizia sia di per sé indicativa di un decadimento del merito di credito della posizione ceduta e quindi sia di per sé indicativo di uno stato di default. La situazione di default, infine, non è auspicabilmente una situazione irreversibile. È disciplinato il processo che dalla condizione di default riporta poi la posizione debitoria nella situazione, nelle condizioni di normalità. E quindi è previsto che banche e intermediari procedano a riclassificare il debito in condizioni come non di default quando sia decorso almeno un trimestre dal momento in cui erano venute meno le condizioni che avevano determinato la riclassificazione per effetto di una regolarizzazione della posizione, ovvero sia decorso un anno nelle ipotesi in cui sia fatto luogo a una ristrutturazione del debito stesso e nel corso di quest'anno venga rispettato da parte del
debitore, controparte interessato da questo accordo piano di ristrutturazione, siano state rispettate le condizioni del piano stesso e la banca intermediario finanziario valuti come non probabile un inadempimento da parte del debitore stesso. Passando da questo mondo che abbiamo cercato di descrivere nelle sue linee essenziali di struttura a quello della centrale dei rischi, ci si domanda, ci possiamo domandare, e la domanda è sorta: cosa accade per le segnalazioni di centrale rischi classificate quali inadempienze probabili o sofferenze? Detta altrimenti, quali sono le conseguenze della nuova definizione di default sulle informazioni che la centrale rischi raccoglie da parte dei singoli banche intermediari sulla affidabilità finanziaria del prenditore e poi rilascia al sistema con finalità segnaletiche? Ebbene, viene da sottolineare come queste refluenze siano molto contenute, perché la centrale rischi ha come fonte una normativa nazionale. Le regole che abbiamo visto finora sono regole che hanno una fonte di natura comunitaria dell'Unione, uniforme e direttamente applicabili. Più nel dettaglio, il concetto di inadempimento persistente, che viene registrato dalla centrale dei rischi sotto la variabile stato del rapporto e viene rilasciato al sistema con finalità segnaletiche, se continua, come era in passato, a seguire un criterio basato esclusivamente sulle scadenze dei rimborsi previsti nel contratto di finanziamento. Cioè a dire, non si applicano soglie di rilevanza alle ipotesi di ritardo rilevanti ai sensi degli inadempimenti persistenti. Per le sofferenze, che costituiscono un'altra categoria segnaletica evidenziata nel flusso informativo poi rilasciato al sistema bancario e finanziario dalla centrale dei rischi, continuerà, come in passato, a rilevare la situazione di grave difficoltà non temporanea da parte del debitore nel restituire e nel far fronte al suo debito, e tale valutazione continuerà a presupporre, così come presupponeva in passato, una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente e non già di ritardi nei pagamenti di singole rate, di singole porzioni o di singole porzioni di quanto dovuto. Vi è nella classificazione di sofferenza una refluenza della nuova definizione, un effetto. Perché? Perché per gli intermediari che appartengono a gruppi bancari o finanziari vi è la necessità di tener conto di tutti gli elementi informativi, siano essi positivi, siano essi negativi, presenti e disponibili a livello di gruppo, e quindi un evento che abbia riguardato un intermediario segnalante appartenente al gruppo finisce per contagiare anche la segnalazione effettuata dall'altro intermediario segnalante appartenente al gruppo stesso. Per quanto riguarda poi le regole di censimento, di durata della segnalazione stessa, anche qui abbiamo un set di regole che si distanzia dal default e da quello che abbiamo visto prima del ritorno dello stato in bonis, perché l'intermediario non dovrà più segnalare, secondo delle regole diverse e dei principi diversi da quelli che abbiamo visto prima, non dovrà più segnalare in centrale dei rischi il cliente o quando il finanziamento è estinto, oppure quando l'indebitamento complessivo è sceso sotto la soglia di rilevazione della centrale dei rischi. Soglia di rilevazione che è fissata in 30.000 euro per le posizioni in bonus e in 250 euro per le sofferenze. Le informazioni riferite a periodi precedenti al momento in cui, ricordo che poi la frequenza di alimentazione delle informazioni della centrale dei rischi è tendenzialmente mensile, le informazioni riferite a periodi precedenti a quello di riferimento già presenti, tuttavia non verranno cancellate, ma rimarranno e potranno essere consultate dagli intermediari fino a che non decorra la limitazione temporale
anche questa adesso già applicata, dei 36 mesi, degli ultimi 36 mesi delle segnalazioni disponibili. Quindi dal momento in cui si verificherà l'evento estintivo rispetto alla segnalazione in centrale rischi del fenomeno, continueranno a decorrere per le segnalazioni, perché siano ancora visibili le segnalazioni pregresse, un periodo di 36 mesi. Io ho terminato la mia esposizione, vi ringrazio per l'attenzione e passo di nuovo la parola al dottor Mengotto. Grazie. Grazie Michele Tribuzio per il contributo. Vi ricordo che potete fare in ogni momento domande via chat se avete dubbi, considerazioni, eccetera. Le vedremo poi alla fine degli interventi. Dopo questa analisi approfondita della nuova definizione di default, che ci ha fornito anche una prima stima degli impatti, direi limitati almeno a livello nazionale, della sua introduzione, ora Massimo Argirò del Dipartimento Tutela della Clientela ed Educazione Finanziaria di Roma si soffermerà sulle iniziative poste in essere dalla Banca d'Italia a tutela dei clienti proprio a seguito dell'introduzione delle nuove regole sul default. Passo a lui la parola. Sì, buonasera a tutti. Desidero anch'io associarmi ai ringraziamenti al Presidente Pozza, perché ha organizzato un'iniziativa che su un tema, quello del default, che è un tema molto sentito dalla Banca d'Italia anche in un'ottica di tutela dei clienti, siano essi cittadini oppure imprese. Il mio intervento ha ad oggetto le iniziative che il nostro istituto ha posto in essere in vista dell'entrata in vigore delle nuove regole, della nuova definizione di default a tutela della clientela. Si tratta nella sostanza di due principali iniziative. Una comunicazione al sistema di sensibilizzazione affinché venissero presi contatti con i clienti per innalzare il loro livello di consapevolezza in relazione all'entrata in vigore delle nuove norme. E in secondo luogo la pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia di una sezione dedicata a questo tema. Ovviamente queste due iniziative si affiancano a quelle che la Banca d'Italia svolge in modo ordinario in tema di educazione finanziaria. E questa probabilmente, come richiamava il Presidente Pozza, è un'occasione della specie molto importante. Venendo alla prima iniziativa, la comunicazione rappresenta appunto un'azione di sensibilizzazione. È stata fatta nei confronti delle banche, è stata fatta nei confronti degli intermediari finanziari, e era nella sostanza diretta a dare tre indicazioni di massima. La prima è quella è stato chiesto di innalzare il livello di consapevolezza della clientela in relazione all'entrata in vigore delle nuove regole e delle conseguenze che avrebbero prodotto sulle dinamiche contrattuali. Si tratta di uno step particolarmente rilevante, perché maggiore è il grado di consapevolezza dei clienti su queste regole e minore è il rischio che debbano i clienti sopportare delle conseguenze, quindi dei rischi evidentemente non desiderabili, dei rischi negativi. Quindi le conseguenze negative vengono sicuramente attenuate, se non addirittura eliminate, diciamo, a fronte di una campagna di comunicazione, di informazione seria anche da parte delle imprese finanziarie. Aggiungo però che chiaramente per fare questo è necessario che si superino quelle che sono le asimmetrie informative che connotano tradizionalmente il rapporto tra banca
e cliente, e che quindi gli intermediari anche si impegnino, divengano un attimo più proattivi in questa azione di informazione e di assistenza alla clientela. Perché parliamo anche di assistenza? Perché da un po' di tempo la Banca d'Italia ha chiarito, ecco, al sistema che quando chiede agli operatori di essere più vicini ai clienti, significa non limitarsi a un'informativa formale. Ecco, la Banca d'Italia si attende che l'intermediario non si limiti alla consegna, per così dire, della documentazione precontrattuale, del foglio informativo precontrattuale. Insomma, ci deve essere un'informazione sostanziale, concreta, puntuale, efficace. Cioè il cliente deve essere posto in condizione di capire effettivamente che cosa sta comprando, quali sono le caratteristiche del prodotto, se sono adatte alle proprie esigenze e quali sono evidentemente i suoi rischi. Ecco quindi che l'intermediario deve accompagnare il cliente in generale in questo graduale percorso, ecco, di innalzamento del livello della sua cultura finanziaria. In secondo luogo abbiamo chiesto, ecco, di adattare alla nuova disciplina quelli che sono i presidi organizzativi e di controllo degli operatori affinché, ecco, i prodotti fossero sempre coerenti con le esigenze dei clienti e coerenti anche con la loro situazione economica e finanziaria. Possiamo dire anche qui maggiore ecco, è il grado di aderenza di un prodotto a quelle che sono le caratteristiche del cliente, quindi anche alle sue abitudini comportamentali, e minori saranno i rischi per i clienti. Aggiungo tra l'altro che su questo punto la normativa di settore, anche di matrice comunitaria europea, ecco, è molto rigorosa. E di norma, ecco, nella nostra azione di controllo la Banca d'Italia è estremamente attenta nel fare rispettare questo diciamo, aspetto di coerenza rispetto alle esigenze dei clienti. Ultimo tema sul quale, ecco, abbiamo sollecitato un po' gli intermediari è quello di promuovere una campagna di contatti individuali con i clienti. Proprio con l'obiettivo di evitare possibili inadempimenti che non fossero, ecco, legati a difficoltà finanziarie dei debitori, e con l'obiettivo anche di sensibilizzare maggiormente quelli che erano i soggetti, i clienti più a rischio di riclassificazione. I contatti, ecco, dal nostro punto di vista sono fondamentali. Il dialogo con i clienti è essenziale per rappresentare quelli che sono un po' i comportamenti che dal 1° gennaio non saranno più in linea con quelle che sono le prassi gestionali degli intermediari, cioè le procedure che gli intermediari si sono dati per far sì di rispondere in maniera puntuale alle regole di carattere prudenziale. Questi chiarimenti, questo dialogo nell'ambito del quale, ecco, deve esserci il confronto, vanno dati questi chiarimenti al cliente, sono essenziali in realtà sia per la banca sia per il cliente. Per la banca perché deve avere interesse a non classificare in maniera errata un proprio cliente, ma anche per il cliente che evidentemente vuole, ad esempio, mantenere, per così dire, preservare, ecco, per così dire, la propria reputazione, tra virgolette, di buon pagatore, e quindi non far sì che eventuali sconfinamenti posti in essere in modo involontario o semplicemente perché fondati su comportamenti non più attuali, ecco, poi finiscano per penalizzarlo. L'ulteriore passo alla seconda iniziativa che la Banca d'Italia ha promosso in prossimità, ecco, della
dell'avvio dell'entrata in vigore delle nuove regole è la pubblicazione sul sito web, lo accennavo prima, di una sezione che è dedicata proprio alle conseguenze che questa definizione avrebbe prodotto sulla clientela. In calce a questa slide ho riportato l'indirizzo, ecco, del nostro sito internet, che si compone di tre principali diciamo sezioni. La prima è una sezione dedicata a approfondimenti di carattere generale, dare un po' ecco delle diciamo delle indicazioni, di fare dei richiami a quelle che sono le norme chiave che hanno portato, ecco, all'entrata in vigore delle nuove regole. Poi ci sono delle FAQ che sono estremamente importanti, come anche i chiarimenti sulla centrale dei rischi, perché entrano un po' più nel dettaglio, cioè vediamo, abbiamo provato a immaginare, ecco, quali fossero le preoccupazioni maggiori per la clientela. Una sicuramente è quella degli effetti sulla centrale dei rischi, sulla quale ci si è già soffermati nel precedente intervento. Nelle FAQ poi, ad esempio, è trattato un altro argomento, che è quello degli sconfinamenti, che è un altro tema che assume particolare rilievo per un cliente. Ecco, cioè lo sconfinamento è la possibilità per un cliente di utilizzare la propria linea di fido, oppure comunque, diciamo, le proprie disponibilità al di sopra, ecco, del plafond consentito. Questa cosa comporta lo sconfinamento, tra virgolette, cui di norma sono anche associati, no, a volte dei costi, come ad esempio la commissione di istruttoria veloce. Ecco, al momento dell'entrata in vigore delle nuove regole abbiamo inteso chiarire in modo espresso che la nuova definizione di default non avrebbe comportato modifiche sotto questo profilo. Cioè, nel momento in cui la banca o l'intermediario finanziario consenta contrattualmente al cliente di sconfinare, di per sé il fatto che sia entrata in vigore la nuova definizione non comporta più la revoca di questa facoltà. Ci tengo però a puntualizzare che si tratta sempre di una facoltà, quindi lo sconfinamento non è un diritto assoluto, è un diritto che va negoziato e riconosciuto all'interno del contratto, quindi bisogna, ecco, verificare se il cliente deve verificare, ecco, se e in che termini lo può fare ricorso a questo istituto. Aggiungo che questa pubblicazione ha avuto in realtà un triplice obiettivo. Il primo era quello di dare una corretta interpretazione e una corretta chiave di lettura a delle norme che sono entrate in vigore in un clima, devo dire, di grande incertezza interpretativa, probabilmente alimentata anche dalla diffusione da parte degli organi di informazione di elementi, ecco, non sempre chiari, non sempre corretti e qualche volta anche fuorvianti. Ecco, ad esempio, proprio se si è scelto di concentrare l'attenzione nelle nostre FAQ sulla centrale dei rischi e sugli sconfinamenti, è proprio perché ecco, qualche giorno prima dell'entrata in vigore del default, delle nuove regole sul default, ecco, la stampa ha pubblicato, ecco, degli articoli dove ha diciamo creato degli allarmi, ecco, non indifferenti sotto questi profili. L'altro obiettivo è quello di utilizzare questo canale sempre nella direzione di sensibilizzare, ecco, gli operatori verso delle condotte corrette. Quindi utilizzare la definizione di default per le finalità prudenziali, ma in modo corretto, senza cioè che venissero penalizzati in modo ingiustificato, ecco, alcune classi di clientela. In terzo luogo,
ed è forse la finalità sulla quale la Banca d'Italia da tanto tempo sta lavorando, è quello di innalzare il livello di cultura finanziaria della clientela. E io prendo infatti spunto un po' da quello che diceva il presidente Pozza, no? Questo grido di aiuto che c'è stato all'inizio in presentazione, dove non si celavano, ecco, le difficoltà per le imprese quando entrano in una banca, acquistano determinati prodotti in modo molto spesso inconsapevole. Devo dire che noi siamo più che attenti, diciamo, sotto questo aspetto. La consapevolezza del cliente, lo accennavo prima, su cosa va a comprare è fondamentale, perché rende il cliente, finalmente può rendere il cliente come un attore protagonista nel rapporto con l'intermediario, nella gestione della relazione contrattuale, ma lo rende anche un interlocutore, no? Diciamo più consapevole nel rapporto anche con l'autorità di vigilanza che è preposta a tutelarlo. L'educazione, ecco, finanziaria fa sì che il cliente divenga un po' un alleato in un assetto complessivo di sistemi, di regole che sono volte a presidiare, ecco, comportamenti corretti, e quindi, diciamo, la tutela sostanziale della clientela. Mi riferisco alle regole, ci sono ovviamente i presidi giurisdizionali, ma c'è l'enforcement pubblico, che è quello dell'autorità di vigilanza, ma diciamo un maggior livello di cultura finanziaria gli consente anche di muoversi meglio con gli strumenti di enforcement privato, e quindi mi riferisco in particolare alla possibilità, no, di presentare reclami all'intermediario esposti alla Banca d'Italia nel caso di specie, o alla possibilità di ricorrere all'arbitro bancario e finanziario. È chiaro che si tratta di diciamo un cliente più consapevole, accresce il proprio potere di autotutela, ma è un'autotutela che non va a sostituirsi a quella che è diciamo il sistema di tutele pubbliche, per cui chiaramente si accompagna. Quindi ecco perché parlavo di un'alleanza. È fondamentale che anche le imprese maturino e sviluppino, crescano sotto questo profilo, in modo tale, ecco, da essere più vicini, per rispondere al Presidente, nell'affrontare tematiche che evidentemente, diciamo, sono salvaguardate dalla Banca d'Italia, che ha nel proprio DNA, ecco, l'attenzione verso le esigenze della clientela. D'altra parte, recentemente il nostro istituto ha avviato una ristrutturazione importante sul piano, ecco, del rafforzamento della funzione di tutela, e pienamente in linea con quelle che sono un po' le finalità delineate dal testo unico bancario. E molto spesso si parla, no, delle finalità tradizionali che ha la Banca d'Italia. In primo luogo la sana e prudente gestione. Le regole di cui stiamo parlando sono regole prudenziali, e quindi sono evidentemente regole atte a presidiare la solidità, ecco, di un intermediario, solidità patrimoniale, in modo tale che possa fronteggiare adeguatamente i rischi cui l'intermediario stesso è esposto. La sana e prudente gestione è questo, come al pari la capacità di essere gestita l'azienda bancaria in modo ordinato. Ma la Banca d'Italia è chiamata a fare anche altro, a vigilare gli intermediari per assicurare la stabilità, l'efficienza, la competitività del sistema finanziario nel suo complesso, ma è chiamata a vigilarli anche affinché rispettino le norme di trasparenza contrattuale e comportamenti corretti da parte degli intermediari nella relazione con il cliente. Non è un aspetto indifferente.
comportamenti corretti aiutano, innanzitutto mirano, consentono di tutelare il cliente. E il cliente soddisfatto è il cliente che non si lamenta e quindi riduce profondamente i rischi legali e reputazionali degli intermediari. Ma allo stesso tempo, ecco, i comportamenti corretti consentono il buon funzionamento di tutto il sistema finanziario, una competizione corretta, quindi i profili di concorrenza, ma soprattutto aumentano la fiducia del pubblico verso il sistema finanziario. È questo che è il valore principale, perché è un sistema funzionante, efficiente, solido, opera evidentemente a favore di tutta la clientela. Ecco, e quindi concludo, si capisce perché alla luce di queste finalità di vigilanza che sono fra loro quelle prudenziali e quelle di tutela strettamente integrate, complementari fra loro, solo il rispetto diciamo puntuale di queste regole come quelle sul default e solo se accompagnate però da comportamenti corretti consentono alle banche, ecco, di affrontare momenti di grande difficoltà finanziaria come quello odierno che stiamo vivendo. Anche qui ecco, si può riprendere, no, l'osservazione del presidente Pozza, il quale richiamava la crisi delle banche, delle due principali, ecco, banche venete, cui sono seguite o diciamo che sono state anticipate dalle crisi di piccole, anzi insomma piccole, da grandi BCC operanti sul territorio. Ecco, anche queste regole sul default vanno nella direzione di rafforzare i profili prudenziali e quindi rendere il sistema di fatto più robusto, e l'Italia ha anche bisogno di un sistema robusto per fronteggiare, diciamo, questo momento di crisi. Lo dimostra sicuramente la reazione che hanno potuto avere le banche nel supportare l'economia nel momento di grande crisi, diciamo, quindi facendo leva su quelle che sono le misure emergenziali approntate dal governo. Però, come dicevo, è anche necessario che gli intermediari, ecco, le attuino in modo corretto, cioè non devono attuarle a danno dei clienti di fronte, ecco, a situazioni che non renderebbero giustificate conseguenze negative nei loro confronti. Ecco, e con questo concludo e vi ringrazio. Bene, grazie a te Massimo Argirò. Vedo già alcune domande che entrano proprio nel merito della questione. Un partecipante chiede: le imprese che si sono avvalse della moratoria ex legge sono classificate nello stato di forbearance, di tolleranza, che deve essere mantenuto per 12 mesi dopo la scadenza della moratoria, entrando nel periodo di osservazione. Come si comporteranno le banche in tema di rinnovo fidi? Linee guida dell'EBA del gennaio scorso e moratoria nazionale in scadenza fino al 30 giugno 21. Come stanno ora classificando questi affidamenti le banche? Con quali conseguenze? Ecco, questo aspetto delle moratorie è particolarmente sentito, l'abbiamo anche, come dire, sentito direttamente da alcuni imprenditori che ci hanno contattato. Ecco, questa domanda io la girerei proprio a Massimo Argirò, insomma, per una risposta. Grazie. O anche a Michele Tribuzzi eventualmente. Certo. Sì, diciamo che per quanto riguarda le moratorie, la Banca d'Italia già all'indomani dell'avvio purtroppo di questa terribile pandemia ha adottato tutta una serie di iniziative. Innanzitutto fatemi ricordare la circostanza che abbiamo ripetutamente, almeno diciamo con 2 comunicazioni importanti, richiamato gli intermediari a far sì, ecco, che venisse dato il supporto necessario alle imprese
e quindi al tessuto imprenditoriale nazionale con tutti gli strumenti possibili previsti dal decreto, e così come previsto dalla legge, quindi evitando ad esempio, no, diciamo, la richiesta di documentazione accessoria non prevista, evitando tempi lunghi, assicurando delle risposte certe ai clienti. Ecco, diciamo, è stata un'azione di sensibilizzazione molto forte, che poi è stata anche monitorata nel tempo, nel senso che è importante dire che evidentemente in un momento iniziale di grandissima diciamo, difficoltà, anche gli operatori si sono trovati in un contesto di chiusura di filiali, a rivedere quindi diciamo, la loro presenza sul territorio, un momento molto complesso a dover adeguare le loro procedure. Quindi sicuramente in una fase iniziale della crisi la risposta non è stata così probabilmente efficace, però è andata profondamente regolarizzandosi nel tempo dai monitoraggi che abbiamo avuto. Probabilmente anche voi avete avuto, ecco, come mondo impresa la stessa percezione. Per quanto riguarda poi nello specifico la moratoria, si è agito, ecco, e sottolineando agli operatori che in quei casi non sarebbe stato possibile nei confronti dei soggetti beneficiari della moratoria una classificazione a sofferenza nella centrale dei rischi. Tra l'altro ricordiamo che la misura della moratoria era stata diciamo già introdotta dal decreto Cura Italia, per poi essere stata prorogata di volta in volta nel tempo. Credo che adesso l'ultimo termine sia quello di giugno 2021, e quindi anche questa indicazione che che diciamo la Banca d'Italia ha dato al mercato deve ritenersi, ecco, operativa fino a quella data, o comunque, ecco, tutte le indicazioni e tutte le azioni di sensibilizzazione che ha svolto la Banca d'Italia devono ritenersi operative fin quando non cesserà lo stato, ecco, di emergenza legato alla pandemia. Forse Michele Tribuzio può dire qualcosa di più sulle linee guida EBA. Sì, sul tema delle linee guida EBA vi è comunque una continua elaborazione delle linee guida che affrontano il tema delle moratorie, e l'ultima versione è addirittura del 29 gennaio. Qui ci troviamo come dire, ad affrontare il tema della coincidenza tra moratorie e nuova definizione. Anche a questo proposito si può dare un messaggio di rasserenante, perché le modalità di calcolo dei giorni di scaduto, andando a vedere la definizione oggettiva, dovrà essere poi riavviato solo dal momento in cui dovessero cessare e cesseranno le moratorie stabilite sui pagamenti, e quindi guarderà la pianificazione dei flussi futuri, così come la situazione delle controparti dovrà essere rivalutata poi alla luce della situazione quale sarà venuta meno l'incidenza delle moratorie. Quindi il regime della moratoria agisce proprio sul tema della riclassificazione. Fin quando c'è la moratoria in essere alle condizioni prudenziali che l'EBA poi riconosce a livello uniforme per l'Unione, ebbene, fin tanto che questa condizione permane, la fattispecie per procedere a una integrazione in termini di default non potrebbe svilupparsi. Grazie. Grazie Michele, vedo altre... Scusa, sul tema specifico... Vanni, prego. Dicevo, sul tema specifico del forbearance, comunque l'EBA mi pare che ha chiarito che il trattamento prudenziale delle esposizioni oggetto di moratorie legislative e non legislative introdotte a seguito della pandemia, se si tratta di una moratoria generale di pagamento, quindi se la moratoria rientra nella categoria appunto determinata dall'EBA di moratoria generale di pagamento,
In questo caso non determina di per sé l'applicazione di questo tipo di moratoria, non determina di per sé l'obbligo di classificare un'esposizione come forborn, cioè oggetto di concessioni, sia essa deteriorata o non deteriorata, e per questa via evita particolari automatismi. Ecco, non so se questo può in qualche modo tranquillizzare un po' di più. Scusa Vanni. No, grazie per la precisazione. Vedo poi altre domande che riguardano, diciamo, sono tre domande interrelate. Da una parte si chiede, con riguardo agli effetti della nuova normativa su banche e imprese, nella situazione attuale, diciamo Covid, non prevista al varo della stessa normativa, le preoccupazioni sono notevoli. Tanto che è vero che il governo ha chiesto alla Commissione UE un allentamento temporaneo e la Presidente avrebbe risposto positivamente. Cosa significa questo? A questo aggiungo un'altra, come dire, domanda sulla stessa linea, che è ovvio che le nuove regole sul default dell'impresa sono state definite prima dell'inizio della pandemia, ma quando termineranno tutte le messe in atto in questi mesi per evitare il deterioramento del credito, non si rischia che le nuove regole del default risultino procicliche con l'evoluzione della crisi finanziaria che dovranno sopportare le imprese? Non era il caso, non si poteva procrastinare l'entrata in vigore delle nuove regole? Chiederei sia a Michele sia a Massimo, insomma, di fornire una risposta su queste due domande molto simili. Inizierei dall'ultima osservazione, cioè non si sarebbe potuto procrastinare l'entrata in vigore. Il processo di entrata in vigore e di applicazione di queste regole, oltre a richiedere un percorso, come abbiamo visto, molto articolato di emanazione di normativa di applicazione e di linee guida di interpretazione, ha richiesto agli intermediari dei notevoli investimenti in termini di adeguamento di procedure e modalità di gestione delle posizioni gestite, delle posizioni creditizie. Questo è un elemento di cui sicuramente si deve tenere conto. Un altro elemento che mi sembra utile richiamare è la natura uniforme a livello europeo di queste disposizioni, quindi l'esigenza che vi sia un allineamento, un consenso di tutti gli attori in campo per un'eventuale proroga, cosa che non si è verificata, e la finalizzazione di queste norme, che non è quella di rispondere a un'emergenza alle quali in vero hanno risposto le norme e le linee guida in tema di moratorie, bensì quella arrivare a una qualificazione della posizione deteriorata a termini in senso prudenziale che fosse definita e uguali per tutti gli operatori. Massimo Girò? Se Massimo avevi qualcosa da aggiungere? Guarda, sì, possiamo aggiungere questo. Ecco, è evidente che al momento dell'entrata in vigore, cioè quando si è definita l'entrata in vigore, chiaramente non si poteva prevedere quello che è successo. Purtroppo si è trattato di un processo che parte da molto lontano, perché sono almeno 3 anni, ecco, che queste, diciamo, che si parla, che diciamo, iniziavano a susseguirsi i primi provvedimenti normativi e a fronte del quale è stata messa un po' in moto tutta una macchina che ha visto poi anche la consultazione dell'industria, quindi ha recepito le osservazioni dell'industria, una macchina che poi si è dovuta adeguare in questo periodo all'entrata in vigore delle nuove regole, il che significa che in altri termini gli intermediari hanno dovuto cambiare proprio le loro procedure interne, quindi anche IT, per adeguarsi, ecco, a queste nuove classificazioni. In un contesto europeo, tra l'altro, dove la Banca d'Italia ha in qualche modo, nei limiti del possibile, sostenuto fortemente, ecco, un negoziato che era complesso, perché non dimentichiamo che in realtà, essendo norme di matrice comunitaria, è chiaro che tengono conto un po' degli assetti regolamentari presenti in tutti i paesi e nella stragrande maggioranza dei paesi le regole erano già
come queste, quelle che sono entrate in vigore, quindi erano sicuramente più ferree rispetto a quelle italiane, dove appunto nell'intervento del dottor Tribuzio si faceva presente, ecco, la soglia scendeva dal 5 all'1%, è esattamente quello, cioè gli altri paesi si collocavano già vicino, diciamo, comunque avevano soglie più basse di quella italiana, quindi è stato un negoziato sicuramente complesso, un negoziato che ad esempio ha portato a tenere conto dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione, motivo per cui, per dire, anche su input dell'Italia si è allungato invece il periodo dei 90 giorni famosi, cui sempre il dottor Tribuzio faceva riferimento, sono stati portati per l'APA a 180 giorni. È un contesto tra l'altro dove anche la previsione di deroga sarebbe stato estremamente complesso, perché presenta per fare delle deroghe a questo meccanismo è necessario, ecco, presentare tutta una dimostrare, ecco, quali sono gli impatti sul bilancio, cioè è abbastanza difficile. Aggiungo che nei limiti del possibile si è tentato, ecco, con gli intermediari finanziari, ad esempio, di concedere una proroga delle entrate in vigore, fermo restando che non sono soggetti, no? Quelli non appartenenti ai gruppi ovviamente bancari alla normativa comunitaria, fermo restando che chiaramente è fondamentale, come diceva il dottor Tribuzio, che poi banche soggette all'SSM e quindi alla vigilanza europea, banche domestiche soggette alla vigilanza di Banca d'Italia, al pari degli intermediari, adottino, ecco, gli stessi meccanismi, gli stessi sistemi e quindi trattino in maniera uguale situazioni uguali. Volevo aggiungere solamente una notazione. Intanto dire che in molti paesi europei lo stesso concetto di sconfinamento di conto corrente non esiste. Parliamo soprattutto del nord Europa. Quindi quando si va a trattare con questi paesi che già appunto non hanno questi concetti, è difficile fare breccia. E poi mi piace richiamare un concetto che il governatore recentemente in un'audizione al Parlamento ha cercato di spiegare, e in questo caso mi rivolgo ai tanti imprenditori sani che sono anche all'ascolto, no? Attenzione che le segnalazioni sulla reale qualità di un credito sono innanzitutto nell'interesse degli imprenditori sani. Perché se per un attimo immaginassimo di eliminare le segnalazioni alla centrale dei rischi, quello che succederebbe è che ci sarebbe immediatamente una restrizione del credito, perché le banche, non avendo più informazioni sulla reale qualità del credito in essere, la prima cosa che farebbero è restringerebbero il credito anche nei confronti di chi invece è meritevole di credito. Quindi un sistema di segnalazione che può apparire in questo momento dannoso, attenzione che invece in prima battuta è a protezione proprio dell'impresa sana. Ecco, questo è un concetto che il nostro governatore ha esposto molto meglio di me al Parlamento, ma insomma ci tenevo a sottolinearlo. Scusa Vanni. Grazie, grazie per la precisazione. Questo aspetto del superamento, no, delle misure emergenziali, in particolar modo questo sostegno, no, della liquidità all'impresa, alla fine molti chiedono cosa vi attendete succederà nel mercato del credito col superamento delle misure emergenziali. Ecco, dal punto di vista, diciamo, più che della singola impresa a livello, come dire, macro. Ecco, chiederei magari a Mariano Graziano su questo tema di intervenire. Grazie. Sì, che poi è un po', si collega anche alla domanda sulla prociclicità. Cioè il credito è tradizionalmente prociclico. Cioè quando c'è una crisi il credito scende più di quanto scende l'economia reale. Vi ho fatto vedere un grafico in cui ci mostra un altro degli aspetti eccezionali di questa crisi, cioè in questo momento il credito è stato fortemente anticiclico, cioè a fronte di un calo del PIL molto forte, c'è stato il credito che in qualche modo si è sostituito all'autofinanziamento delle imprese per fornire la liquidità per permettere una sopravvivenza in questo periodo. Nei prossimi mesi quello che ci aspetta è che probabilmente prima o poi si dovrà transitare verso una situazione di normalità, cioè una situazione in cui il credito serve a finanziare gli investimenti
e magari investimenti rilanciati dalla fine della pandemia e da tutte le misure pubbliche che ci saranno, e quindi piano piano si tornerà verso questa, diciamo, situazione più ordinaria. E in varie situazioni pubbliche il governatore si è espresso sull'importanza che le misure a favore delle imprese vengano depotenziate in maniera molto progressiva e che tenga conto dell'effettiva ripresa dell'economia. Cioè è fondamentale che il depotenziamento di queste misure segua la ripresa dell'economia. Quindi da una parte ci aspettiamo appunto che il credito prima o poi ritorni, diciamo, a finanziare quello per cui è nato, cioè la crescita delle imprese, a finanziare gli investimenti. Dall'altra ci aspettiamo che queste misure, vi ho fatto vedere pure che è stata accumulata tanta liquidità per esempio dalle imprese, che queste misure che sono state fatte in questi mesi consentono alle imprese di seguire, diciamo, fino alla fine della pandemia, di resistere fino alla fine della pandemia, per poi, diciamo, reinserirsi in un ciclo normale di credito. Quindi una funzione anticiclica per il momento del credito, prima o poi una transizione verso la normalità, però fatta con molta attenzione, tenendo conto dell'effettivo andamento dell'economia. Grazie Mariano. Ora il tempo volge al termine, vi pregherei quindi di indirizzare le vostre ulteriori domande all'indirizzo mail ricercaeconomica.venezia@bancaditalia.it. Daremo ovviamente una risposta a tutti. Ringrazio voi tutti per l'attenta partecipazione, spero, anzi sono certo che la conversazione sia stata di vostro interesse. Un ringraziamento particolare al Presidente di Union Camere del Veneto, Mario Pozzi, al suo staff che ci ospita, al direttore della sede di Venezia della Banca d'Italia, Emanuele Alagna, e ai colleghi relatori Mariano Graziano, Michele Tribuzio e Massimo Argirò. Grazie a voi tutti. Grazie a voi per la disponibilità e la professionalità con cui avete trattato gli argomenti. Grazie direttore. Alla prossima occasione, a disposizione. A presto. Grazie, buona serata. Buonasera e grazie. Buonasera.